Non si placano le polemiche e le prese di posizione sul caso Riina dopo la sentenza della Cassazione. Anzi, l'indignazione cresce di ora in ora con gli interventi dal tono piuttosto duro, come era d'altronde prevedibile, da parte del fratello di Paolo Borsellino Salvatore e di Sonia Alfano. L'eventuale scarcerazione di Totò Riina, soprattutto tra i familiari delle vittime, è inaccettabile. Così fa riflettere parecchio la lettera di Sonia Alfano al capo dello Stato Mattarella. Sognavo, scrive, di vedere i miei genitori invecchiare insieme e invece ancora oggi asciugo le lacrime di mia madre. Purtroppo, signor Presidente, mio padre non ha avuto una morte dignitosa. Se Riina, scrive ancora Sonia Alfano al presidente Mattarella, dovesse realmente uscire dal carcere, temo che la mia condanna a morte possa subire un'accelerazione. Già nel 2012, quando mi recai in visita da lui in carcere, ebbe a dirmi che lui non dimentica e che mi avrebbe fatto fucilare. Invoco il suo intervento per non vedermi costretta a fuggire lontano da questo paese. Sonia Alfano conclude il suo accorato appello al capo dello Stato affermando: le chiedo, Presidente, di non consentire a nessuno di poter pensare che la disparità di trattamento riservato al Riina possa tradursi in una sorta di campiale che lo Stato italiano sta pagando allo stesso Riina per il suo silenzio. E di campiali da pagare ha parlato anche il fratello di Paolo Borsellino. Ovviamente le affermazioni potrebbero aprire un dibattito per un approfondimento su quello che finora si è solo sussurrato.